Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Si è verificato un episodio di violenza in un centro accoglienza ad Agrigento. Un operatore nigeriano qui è stato aggredito e colpito alla testa con una grossa pietra da uno degli ospiti della struttura. L'ospite della comunità in escandescenza avrebbe preso in mano una pietra e avrebbe colpito l'operatore alla testa provocandogli una ferita. Successivamente sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno cercato di riportare la calma. Incidente sul lavoro a Pachino in provincia di Siracusa, esattamente in via Lucio Tasca. Qui un operaio sarebbe caduto da una scala e sarebbe rimasto ferito gravemente. Secondo i primi accertamenti, l'uomo coinvolto nell'incidente si trovava in cima a una scala a svolgere dei lavori all'esterno di un edificio, quando improvvisamente un furgone fiorino l'avrebbe urtata facendo cadere l'operaio. Incendiata un'abitazione a Ribere in provincia di Agrigento, ignoti sono riusciti a intrufolarsi in un appartamento in località Seccagrande, a pochi passi dal mare, nel tentativo di portar via tutto ciò che di valore trovassero. Una volta dentro, dopo aver messo a soqquadro gli interni e non aver trovato niente di interessante da rubare, i malviventi hanno ben pensato di appiccare un incendio in ben 3 parti della casa. Scattano diverse chiusure a Palermo a seguito del maltempo che si è abbattuto in città. Nello specifico i provvedimenti riguardano alcuni parchi, ville e giardini, la biblioteca e persino un cimitero. Con una nota ufficiale il Comune di Palermo ha comunicato la chiusura ai visitatori del cimitero di Santa Maria dei Rotoli e della biblioteca multimediale di Villa Trabia. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.